Straordinaria apparizione di Gesù ad un bambino. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un evento straordinario. Gesù in tempi recenti, è successo da qualche mese, è apparso ad un bambino che in quel momento non stava bene, però Gesù gli ha fatto capire che sarebbe guarito dalla sua malattia e che sarebbe cresciuto pieno di vigore e di salute, e gli ha dato un messaggio molto importante che riguarda anche un po' tutti noi. Questo bambino ha i tratti somatici tipici dei sudamericani, però è di lingua inglese. Quindi ecco, supponiamo che praticamente attualmente possa risiedere in un paese in cui si parla proprio la lingua inglese, e quindi non sappiamo di preciso dove sia avvenuta questa apparizione. Ho scelto, siccome non posso mostrarvi le immagini di questo bimbo per motivi di privacy perché è un minore, e ho scelto per rappresentarlo questa immagine, un'immagine generica tratta da Marcellino Pane e Vino, il film che abbiamo amato tutti, che ci ha commosso tutti. E insomma, perché ecco, ho trovato, questo credo sia uno dei modi migliori per rappresentare l'innocenza e la purezza dell'infanzia. E adesso vediamo che cosa Gesù avrebbe detto a questo bambino, che il bambino ha riferito alla mamma. Questo bambino ha detto: Dio mi ha benedetto tantissimo, anche se non sembrerebbe essere così, date le mie condizioni. Io ho visto spesso Gesù nelle sue raffigurazioni in chiesa, e in effetti, come lo vedo io, ha la barba. I suoi occhi sono la cosa più bella che io abbia mai visto. Oh mamma, se solo avessi visto gli occhi di Gesù, sicuramente avresti detto che sono molto più belli dei miei. E le sue labbra non appaiono spaccate, screpolate, come noi le vediamo nelle raffigurazioni della passione di Gesù, perché a me non è apparso nel momento della sua passione, è apparso successivamente alla sua passione, cioè perfettamente risanato. Per quello, come l'ho visto io, le sue labbra erano perfette. Sai, mamma, Gesù mi ha detto il motivo per cui tu hai sofferto così tanto quando eri piccola. Sai perché hai sofferto, mamma? Perché tu divenissi quello che sei oggi. Ecco perché oggi, mamma, tu sei così buona e fai quello che fai. Ecco, Gesù mi ha detto che noi, tuoi figli, siamo buoni come te, grazie a te. E Gesù ha detto che i tuoi figli cresceranno per essere proprio come te, per diventare buoni come te. Mamma, Gesù ha detto che io da grande lo renderò molto, molto orgoglioso di me. E quando la mamma ha chiesto a questo bambino: figlio mio, ma ora stai bene? Questo bambino ha risposto: sì, mamma, ora sto benissimo.